Penso che il centrodestra stia vivendo più di qualche difficoltà nell'iter parlamentare e quindi che ci saranno ulteriori rallentamenti e creeranno un'anomalia, visto che le province nella loro ottica diventeranno elettive in Friuli Venezia Giulia. Il tema fondamentale è quello delle funzioni che non sono ancora state perlomeno completamente affrontate e del supporto necessario che deve essere dato ai piccoli comuni. Non convince perché ci sembra che delle province in questi anni non si sia sentita la mancanza. Non ci convince perché costruita così sembra soltanto un'occasione per creare qualche posto in più, magari per la maggioranza che oggi governa la nostra regione, e non ci convince perché in particolare per Trieste la risposta, lo sappiamo da molti anni, è un'altra. Noi vogliamo realizzare la città metropolitana. Non si può dire area vasta, bisogna dire province, perché la parola provincia è ancora in Costituzione. Noi ce l'abbiamo, tutta Italia ha le province, al momento non sono elettive, la nostra probabilmente sarà elettiva e di questo io ne sono felice perché è giusto dare voce ai cittadini, ma soprattutto queste province non devono essere soltanto la disponibilità verso i partiti di avere nuove poltrone. Vuol dire miglior funzionamento e anche economia e risparmio, perché c'è sempre un controllo da parte del cittadino. Si sgrava la regione e si avvicina il servizio al territorio e il cittadino, facendo le elettive, sceglie, perché questo concetto per cui il cittadino meno sceglie e meno vota e più si tutela la democrazia per noi è un po' strano. Quindi bisogna ritornare a creare un ente istituzionale che sia vicino ai cittadini nei territori appunto delle province per dare risposte immediate a tutte quelle esigenze che sono tipiche di una relazione istituzionale diretta col cittadino sul territorio, su tutte le varie funzioni che erano della provincia.